Si è tenuta all'Auditorium Antigua di Miane, in provincia di Treviso, una cerimonia di ringraziamento degli abitanti e della protezione civile del luogo. Oggetto dell'iniziativa è la raccolta fondi donata agli abitanti di Monte Monaco, piccolo paese marchigiano con meno di 1000 abitanti che è stato danneggiato dalle scosse del terremoto del 30 ottobre scorso. Nel corso dell'incontro la sindaca di Miane, Angela Colmellere, ha consegnato gli assegni con i fondi raccolti dal comune di Miane, uno dei più collaborativi del Veneto. La popolazione di Miane ha risposto non bene, benissimo, in modo strepitoso, donando tutto quello che poteva. Infatti in una serata sono stati raccolti 10.150 euro e poco tempo fa appunto un'altra associazione mi ha rincorso portando altri 300 euro. Quindi questo vuol dire che il motore della solidarietà è veramente ben oliato e questo ci riempie di gioia e ci riempie veramente di gratitudine e di soddisfazione. Si parlava di una forte somiglianza tra Miane e la città di Monte Monaco. Sì, sono due comuni che si assomigliano particolarmente perché sia per come appunto sono paesaggisticamente definiti, sia per quanto riguarda appunto il prodotto che più o meno si assomiglia. Abbiamo il marrone IGP di Combay e loro hanno il marrone appunto di Monte Monaco. Quindi sicuramente abbiamo anche una conformazione che ci permette di produrre le stesse cose o cose simili, insomma, ecco. Quindi questo sicuramente sarà il motore, sarà il gancio che ci permetterà di promuovere dei patti di amicizia che poi si trasformeranno in gemellaggi proprio con questo territorio che è simile a noi, oltre che appunto per i prodotti anche per la capacità di affezionarsi alle persone e la capacità appunto di voler bene alle persone. La città di Monte Monaco è stata simbolicamente adottata dal Veneto, che ha promesso di seguire le opere di ricostruzione e di mantenere vivo il supporto. Il sindaco di Monte Monaco era presente e ha ringraziato gli abitanti e la protezione civile del grandissimo contributo dato, che verrà utilizzato per ricostruire la città fortemente danneggiata. Con questa raccolta fondi noi cerchiamo di ripartire. Ce ne sono abbastanza raccolte fondi, quindi donazioni ce ne sono, quindi è importante questo. Noi purtroppo di morti non ne abbiamo avuti fortunatamente, però di edifici danneggiati moltissimi, quindi ecco, per ripartire sia con il punto principale il municipio, quindi puntiamo nel ricostruire il municipio. Le attività che ci sono cerchiamo di farle ripartire, quindi sì, Miane veramente grazie al sindaco per l'iniziativa e grazie a tutti i cittadini per quello che hanno raccolto per noi. Adesso cerchiamo di ripartire, cerchiamo di riportare le persone a Monte Monaco perché molti si sono allontanati avendo la casa inagibile, sono andati in autonoma sistemazione magari fuori, qualcuna non ce l'ha proprio inagibile ma è indotto da un fabbricato vicino, quindi stiamo cercando di fare le messe in sicurezza per riportare più gente possibile nelle loro abitazioni perché vogliamo evitare lo spopolamento, si rischia lo spopolamento. Quindi ecco, cercando di riportare le persone prima possibile nelle proprie abitazioni penso che si eviti lo spopolamento. Il Veneto è stata una delle regioni che si è mossa con più prontezza e disponibilità per aiutare gli abitanti dei paesi in difficoltà grazie soprattutto a una protezione civile dinamica e volenterosa. Come al solito in Veneto quando succede una situazione di emergenza io devo litigare per tenerli a casa perché vorrebbero partire tutti. Ovviamente è una situazione di emergenza ma lo sanno anche loro, non si può intervenire tutti contemporaneamente, quindi sono stati bravissimi, hanno risposto dandosi il turno per parecchi mesi nel più totale silenzio, in modo particolare nel comune di Monte Monaco, comune più sconosciuto in quanto non ci sono stati morti ma ci sono stati crolli e disagi anche lì, ma intervenendo anche in altri comuni di tutto il territorio del centro Italia e ancora una volta si sono distinti per la loro professionalità e preparazione perché i volontari del Veneto che sono 18.000 divisi in 421 organizzazioni hanno dimostrato tutta la loro professionalità e anche tutto il valore dal punto di vista umano. E come continuerà l'attività? L'attività è tuttora in corso, è chiuso da un paio di mesi il campo di Monte Monaco perché la vita sta riprendendo a fatica, con grande difficoltà, l'ha detto anche il sindaco in questa occasione che ci sono difficoltà a ripartire, però ci sono volontari in altri comuni che stanno intervenendo perché la situazione è ancora complicata, ci sono state scosse anche in questi giorni e quindi il lavoro continua. Noi ci siamo, il Veneto c'è come c'è sempre, i nostri volontari sono sempre pronti a partire e sono pronti ad aiutare gli altri, quelli che ne hanno bisogno in qualsiasi momento. La Regione Veneto è entrata con un contributo economico sostanziale.
Sì, la Regione Veneto ha aperto un conto corrente il 24 agosto, quando c'è stata la prima scossa, dando la possibilità ai cittadini veneti che non sono volontari di protezione civile di dare il loro contributo, in questo caso economico. La risposta c'è stata anche in questo caso, perché il Veneto è sempre solidale e quindi oggi, in accordo col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, abbiamo dato al Comune di Montemonaco la cifra raccolta, che ammonta a più di 130.000 euro. Nelle mani del rappresentante di Montemonaco sono stati consegnati 2 assegni, il primo con il denaro raccolto dalla beneficenza della popolazione di Miane, oltre 10.000 euro, il secondo con i fondi raccolti dalla Regione Veneto attraverso il proprio conto solidale, che ha visto la raccolta di oltre 130.000 euro.